Carissimi amici di Sicilianaria, sono Giuseppe Raimondo, detto il Polliere. Mi sono state fatte delle domande e risponderò per tutti i follower di Sicilianaria. Ragazzi, la passione per la cucina nasce perché piccolino, essendo che ho perso mio padre, sono andato subito a lavorare da piccolo e ho trovato posto in una piccola friggitoria. Da là in poi abbiamo cominciato a fare le basi, panelle, crocchè e cose varie, finché mi sono appassionato anche al nostro tipo di lavoro, il polliere. Ragazzi, divento polliere perché vado a lavorare in una polleria abbastanza rinomata qua a Palermo e piano piano comincio ad entrarmi nel mondo della gastronomia, cioè parliamo di rosticceria e anche i modi. Da lì comincio a capire che quello è il mio mestiere, un lavoro che mi appassiona sempre di più. Ragazzi, lì per lì ho saputo che dovevo aprire un locale vicino a casa mia, addirittura sotto casa mia, e ho deciso di intraprendere questa strada. Allora, praticamente questo progetto è stato fatto con i ragazzi dalle basi. Abbiamo cominciato dalle basi, infatti abbiamo cominciato a capire da dove dovevamo mettere i banconi, la brace e tutto. Abbiamo fatto tutto quasi insieme, perciò questo locale lo sento quasi mio per questo motivo, perché abbiamo cominciato dall'inizio. Ragazzi, il rapporto con gli haters non ci faccio più caso ormai. All'inizio ne scrivevano tante cose, però ora completamente non mi fanno più né caldo e neanche freddo. Anzi, vi consiglio sinceramente di fare come faccio io, lasciateli correre. Ragazzi, i programmi nel 2025 in questo istante non me ne creo, perché sinceramente sono stato sempre uno che è andato piano piano col tempo, perciò quello che ben venga nel 2025 l'accetto con favore. È stato un piacere rispondere a queste domande di Sicilianaria e vi mando un grosso abbraccio e a tutti i follower di Sicilianaria. Un bacio, ciao ragazzi, sempre a top!